Buona serata, bentrovati. Inizia una settimana con questo lunedì fatto di molte notizie per quanto riguarda il mondo sportivo, dall'interno, dall'estero, diciamo così, dalla regione e poi soprattutto dalla provincia di Treviso. C'è una novità a partire da oggi proprio, andiamo anche sul digitale terrestre, vedete Caffè TV24 ospita la nostra produzione, il nostro TG sportivo a partire da questa sera e il canale per il Veneto, lo potete vedere in questa cartina dettagliata, è il 95, quindi ci trovate sul canale 95 per il Veneto, Lombardia 113, Piemonte 96, Liguria 192, Emilia Romagna 273, il Val d'Aosta il 96, Trentino Alto Adige il 274 e ancora il Friuli Venezia Giulia con il 95. Buon ascolto a tutti coloro che ci vedranno da questa sera sul canale 95 e sugli altri canali di Caffè TV24. E andiamo ad iniziare. Iniziamo per quanto riguarda il nostro spazio sportivo con il motociclismo in luce, con vittoria di Marquez su Honda. Al secondo posto troviamo Reins su Suzuki e al terzo Zarco su Yamaha. Rossi purtroppo, Valentino, è caduto a 3 giri dalla fine quando era in testa e chiude poi al 18° posto in classifica finale. Vittoria di Bagnaia ed è un italiano, quindi doppia contentezza per il MotoGP, o meglio per il Moto2 in questo caso e per tutto l'ambiente che riempie di gioia non soltanto l'ambiente sportivo ma l'ambiente italiano sportivo vero e proprio. Passiamo al basket perché si è giocata in A1 la quinta giornata dove troviamo in classifica Venezia e Milano sempre in vetta dopo la vittoria di Venezia 94-75, 7-5 contro la Virtus Bologna, vittoria importantissima per gli uomini di De Raffaele. Trieste ha vinto in casa per 96-79, 7-9 contro Pistoia. Nella A1 maschile di volley invece Perugia continua a rimanere in testa con 15 punti anche dopo la vittoria per 3-1 contro Siena. Per quanto riguarda le venete, Padova batte Monza 3-1 e Verona batte Sora 3-0. Passiamo al calcio adesso dove la Serie A ha registrato l'11ª giornata di campionato, c'è stato l'anticipo tra il Napoli e l'Empoli, finito 5-1 per la formazione di Carletto Ancelotti. Sabato si è giocata Inter-Genoa, ne è scaturito un 5-0 per l'Inter che determina e dice di essere insomma una netta e buona inseguitrice della Juventus e del Napoli. Fiorentina-Roma è terminata 1-1, Juventus-Cagliari, la Juve non molla, 3-1 il risultato finale. Non ha mollato nemmeno il Milan che ha vinto al 97° in Friuli a Udine con un gol del solito Romagnoli, ormai perché ci ha abituato bene Romagnoli. Domenica scorsa un altro gol, un'altra pregevole perla e ieri un altro gol contro l'Udinese. I titoli oggi dei giornali si sprecano su di lui, Romagnoli come il Pipita che è dovuto uscire per un brutto infortunio, spera comunque di giocare contro la Juventus. Passiamo dalla A alla B con l'11ª giornata in questo caso e allora abbiamo Verona-Cremonese terminata 1-1, Padova-Cittadella 0-0, buono il derby del Veneto e poi il Venezia di Zenga che va a vincere in casa contro la Salernitana per 1-0. Andiamo in Serie C dove nel girone B che seguiamo da vicino sappiamo che la Triestina è una tra le penalizzate della Lega Pro, 11 le squadre penalizzate in tutta la Lega Pro. Per il girone B la Triestina, un punto in meno per i giuliani che affronteranno questa sera nel posticipo la Giana. San Benedettese Pordenone è terminata 2-2 con il Pordenone di Tesser che ha recuperato dallo 0-2. Imolese batte Vicenza 2-1 e Virtus Verona perde in casa dalla Vis Pesaro per 2-0.
Scendiamo in Serie D, dove troviamo nel girone C la ottava giornata che ha decretato la vittoria, e tutti lo aspettavamo e ce lo auspicavamo, del Montebelluna di Checco Feltrin sul St. Georgen per 2-0. Domenica ci sarà un derby tutto veneto tra San Donà di Piave e Montebelluna. Inutile dire che al Montebelluna servono come il pane punti preziosi. Eccellenza, adesso siamo nel girone B con i risultati, li vediamo nel dettaglio, e poi i nostri due servizi. Allora, i risultati: Calvino Ale batte Tombolo 2-1, Eclisse Carini Pievigina batte Real Martellago 3-0, Giorgione batte Lia Piave 1-0, questa è un po' una sorpresa perché Lia Piave aveva riaperto il campionato vincendo a San Martino di Lupari con la Luparense, purtroppo ieri ha perso una grande occasione perché la Luparense si è fatta fermare al Barison di Vittorio Veneto dal Vittorio Veneto sullo 0-0, avrebbe potuto approfittarne la formazione di Mauro Tossani. Liventina batte Treviso 3-1, poi avremo un servizio. Mestre batte Porto Mansue 4-1, anche la cura Stefano Andretta non ha funzionato, nonostante il gol in apertura di Bonu, fa poi il Mestre di Laga vincendo 4-1. Union Pro San Giorgio Sedico 2-2, Union QDP e Nervesa 0-0, Vittorio Veneto Luparense, come già detto, 0-0, ha riposato l'Istrana, che vi ricordo recupererà la partita contro la Liventina il prossimo 14 novembre. I due servizi su questa categoria, sull'eccellenza. Cominciamo da Albino Piovesan ai nostri microfoni al termine della sconfitta della sua squadra, il Real Martellago, per 3-0 contro l'Eclisse Carini Pievigina. È un momento un po' particolare a Martellago, vedremo quello che succederà. Sentite infatti cosa dice Albino Piovesan. 3-0 che è un po' pesantino per come si è messa la partita. Ci avete anche provato, però la palla non arrivava mai lì davanti. Allora, facciamo già i complimenti alla squadra avversaria, alla Pievigina, che li ho visti mercoledì e oggi li ho visti ancora meglio di mercoledì. Credo che vittoria porta morale, porta autostima, e oggi li ho visti in campo determinati. Tutte le giocate di prima sono stati capaci di fare delle belle cose. Noi ci abbiamo messo del nostro, perché il primo gol abbiamo sbagliato una palla in uscita e ci ha infilato dentro, siamo stati bravi. E certo, diciamo che nella stessa misura della bravura dell'avversario c'è un'evoluzione da parte nostra, perché questa non è la squadra che ha giocato 15 giorni fa contro il Tombolo, non è la squadra di domenica scorsa. Questa è una squadra che faccio fatica a spiegarmi perché succede questo. Ho visto poco divertimento nel giocare a calcio. Io credo che giocare a calcio sia una delle cose più belle della vita, dopo sapete voi le altre cose. E se vieni qua a giocare a calcio e non ti diverti, la sensazione è questa. Quindi dovremmo cercare di capire, per noi, spogliatoio, tra di noi, capire qual è il problema e cercare di trovare una soluzione, che sicuramente sicuramente può essere un aspetto tecnico, perché giocare con una squadra con 3 giocatori davanti veloci, bravi, in mezzo al campo, io sono d'accordo qua, e sapevamo che era dura oggi, però concedere un primo tempo 5-6 occasioni da gol all'avversario, questa è una cosa che non mi aspetto, e devo capire perché, devo capire dove c'è da lavorare, e cercheremo di lavorare quanto. Dopo bisogna che la gente segua, o se sarò io il timoniere, o se chi dovrà seguire il timoniere deve dare l'anima per il timoniere, per la squadra, per la società. Quindi sarà da fare una valutazione in settimana e vedremo di presentarci in condizioni migliori già domenica prossima. Si può dire, parlavi del centrocampo, possiamo dire che sia Pettenà sia Carbonetti hanno avuto difficoltà proprio a prenderlo in mano questo centrocampo? Noi sappiamo che il centrocampo avversario, con Scarabè, con Nicoletti e con Frezia, che sta facendo bene, è uno dei migliori del girone. Stupisce un po' perché si sono presi indietro le prime partite del campionato. Noi ci ha messo in difficoltà il centrocampo, ma soprattutto gli avanti, con Zanetti, con De Zotti, che le prime giocate di prima sono stati bravissimi a presentarsi davanti al portiere. Quindi abbiamo preso gol, ma avevamo già subito un paio di situazioni già pericolose, con delle palle che tra l'altro, dico così, le avevamo visti mercoledì a Vittorio Veneto e si sapeva un po' a cosa andavamo incontro. Eravamo d'accordo di concedere qualcosina in più dietro nella loro metà campo, e però essere un po' più precisi, più attenti nei 3 loro davanti, che giocano in una maniera che
po' scomoda per noi da prendere, e invece abbiamo fatto male sia da una parte che dall'altra. Si resetta, si pensa a domenica. A resettare, pensare a domenica, però siamo quei reset, non siamo a posto, abbiamo corso, noi abbiamo dato il secondo tempo, abbiamo dato una reazione, il secondo tempo abbiamo concesso poco, abbiamo provato a fare, ma una reazione nervosa, solo che con l'aspetto nervoso non vai a tante parti, ci vuole nervoso, ci vuole lucidità, ci vuole cuore, ci vuole testa, ci vuole anche un po' più di qualità che dobbiamo mettere in campo, e vedremo un reset e un reset però a 360 gradi su tutto quanto. E allora vedremo quello che succederà a Martellago. Poi ne ho parlato anche fuori onda con Albino Piovesan, che dice insomma vediamo, ne ho parlato anche con il direttore sportivo della formazione, dice no, non abbiamo nessuna intenzione, per carità, siamo un po' a caldo così con questa sconfitta pesante, quindi ne parleremo in settimana. Anche qualche giocatore ha detto qualche parola, qualche dichiarazione, però insomma è una situazione che va sicuramente sistemata in casa Martellago. Allora, un'altra situazione che si è venuta a creare nel fine settimana prima di giocare la partita domenica è quella del Treviso. Liventina-Treviso è terminata 3-1 per la Liventina, no? Ma al di là del risultato, nel weekend cosa era successo? Era successo che tale società Atlantis ha acquistato il Calcio Treviso dal presidente Visentin, che ha lasciato, ha venduto, ha ceduto. Insomma, molte sono le voci su Visentin che abbia ceduto volendo, non volendo, dice di stare male, dice di aver fatto tutto quello che era possibile, dice di aver subito torti da parecchie persone all'interno della società. Insomma, staremo a vederne. Quello che non ci piace è che anche la società Atlantis ha cominciato raccontando un po' di fandonie, perché dice di aver parlato con il sindaco Conte, e il sindaco Conte, tra poco lo sentirete, dice di non aver mai parlato con loro, dice di aver organizzato una conferenza stampa proprio in comune a Treviso, e non è vero. E allora chi la racconta giusta? Sentiamo intanto il sindaco Conte. Sindaco, rugby, qui c'è un po' di tranquillità. Sì, qui c'è una gran bella atmosfera, che è una caratteristica del rugby, grande sportività, grande lotta, ma soprattutto prevale il senso di lealtà e di amicizia, quindi viva il rugby. Tra l'altro Treviso da sempre protagonista nel mondo del rugby, e anche in futuro ci saranno dei progetti molto ambiziosi che vedranno Treviso protagonista con questo sport. Sa dove vogliamo parare, immagino. Ma credo di intuire qualcosa, ma lascio a voi insomma questa domanda. Questo Calcio Treviso? Calcio Treviso non c'è la stessa serenità in questo momento. Francamente ho appreso improvvisamente anche la notizia della cessione. Mi preoccupa un po', perché quando le cose vengono fatte così un po' in sordina vuol dire che non è proprio tutto molto trasparente. Faremo tutte le verifiche del caso, perché come nel rugby abbiamo a cuore il bene della squadra, il bene della città, il bene degli sportivi. Quindi come amministrazione vogliamo essere protagonisti di queste verifiche, eventualmente anche della costruzione di una realtà del futuro, perché Treviso merita una squadra di calcio come la merita il rugby, come la pallavolo, ma in questo momento il futuro è un po' grigio, e speriamo che ci siano delle novità positive. I nuovi dirigenti hanno già annunciato che la prossima settimana ci sarà una conferenza stampa ufficiale alla sua presenza in Sala Verde di Palazzo Rinaldi. Ci può confermare questa cosa? Io non li conosco nemmeno, quindi forse un incontro prima dell'acquisto sarebbe stato opportuno. Vedremo, non so veramente di chi stiamo parlando. Li conoscerò, capiremo qual è il progetto sportivo, anche perché l'amministrazione comunale ha in ballo uno stadio che ha una storia, c'è in ballo la storia calcistica di una città, quindi il progetto sportivo deve essere assolutamente serio e garantito. Noi chiederemo delle garanzie. L'ha toccato lei, c'è il tennis appunto in ballo. Sì, c'è il tennis in ballo, ci sono delle convenzioni che legano l'amministrazione con la società sportiva, però ripeto, è fondamentale che ci sia un progetto serio, perché noi vogliamo dare un futuro. Tra l'altro anche come stimolo per tutte le squadre dei settori giovanili che abbiamo nel territorio, avere una squadra della città importante è uno stimolo a impegnarsi, a crescere, con l'obiettivo di arrivare a giocare in quella squadra. Oggi purtroppo Treviso non ha questa fortuna, vogliamo vederci molto chiaro, perché i tifosi trevigiani sono ormai stanchi di delusioni, e credo che negli ultimi anni il calcio a Treviso abbia portato solo grandi delusioni.
dal Tania Monigo abbiamo visto che invece qui i lavori si fanno, vanno bene, la speranza della società è per l'8 dicembre di vedere la tribuna coperta, ce la facciamo? Assolutamente sì, è una promessa, i lavori sono sempre andati avanti in modo assolutamente regolare grazie alla professionalità e alla serietà dell'azienda che ha vinto la gara d'appalto, quindi con i tempi ci siamo, poi siamo in Italia quindi ci sarà un aspetto burocratico, ma come amministrazione ci impegneremo per cercare di accelerare i tempi per avere l'agibilità e tutte le autorizzazioni necessarie per poter inaugurare. Comunque sono abbastanza tranquillo nel confermare che l'8 di dicembre sarà inaugurata questa grande struttura. Questa è la vicissitudine Calcio Treviso per l'ennesima volta. Avete sentito Conte, il sindaco, ci ritorneremo naturalmente su questo argomento, non mancheremo naturalmente di farvi conoscere, di farvi sapere che cosa succederà a Treviso. Lasciamo il calcio velocemente su basket con alcuni risultati, poi domani ritorneremo più dettagliatamente sul basket, soprattutto con la Ruker Sanve di Serie B che sabato al Palasaccon contro Bernareggio ha perduto per 77-86. Vi faremo ascoltare Marco Mian, il tecnico appunto della Ruker. La TVB Treviso in A2 ha vinto in casa contro Tezenis Verona per 75-66, mentre il Ponzano Basket femminile Serie A2 in trasferta ha perduto purtroppo 56-43 contro Moncaglieri. Andiamo a parlare di volley perché oggi al palazzo di via Filodrammatica, di piazzetta Filodrammatici a Treviso, si è tenuta la presentazione della Supercoppa del 10 novembre prossimo da giocarsi al Palaverde tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola, che sono le due squadre che insomma stanno ancora una volta giocandosi campionato, giocandosi Coppa, Supercoppa, e vedremo se saranno solo loro due a lottare per la vittoria finale. La cosa importante è che oggi alla presenza del presidente Fabris, dei due presidenti delle due società, oltre alla società Master Group organizzatrice, c'era anche e soprattutto il governatore Luca Zaia che ha trovato uno spiraglio nel grande lavoro e nella grande mole di lavoro che sta facendo per il maltempo, soprattutto nelle zone bellunesi, per scendere a Treviso. Ne abbiamo approfittato per sapere come stanno andando le cose, anche perché la Lega Pallavolo Femminile ha donato 10.000 euro alla Regione del Veneto. E allora sentiamo Zaia. Noi siamo sostanzialmente in allerta fino a giovedì e queste precipitazioni erano previste, di certo non aiutano la situazione, peraltro questa mattina anche Verona ha avuto degli allagamenti. Siamo ancora in fase di recupero, di danni ne abbiamo molti, ricordo che questi oltre 100.000 ettari di bosco abbattuto e raso al suolo, case scoperchiate, case crollate, frane, strade che non ci sono più, non agevolano ovviamente le attività. 1 miliardo di danni c'è tutto. Come aiutare la montagna veneta? Ma la si aiuta rispettandola, la si aiuta tra qualche giorno quando sarà perfettamente praticabile e fruibile, andando nei territori a far visita, magari consumando un caffè, un panino, un pranzo, oppure andando a sciare. Ma la situazione di infrastrutture sciistiche in montagna è ottima, nel senso che non si dica in giro che la nostra montagna veneta a seguito di queste avversità atmosferiche non è in grado di fornire e di aprire le piste. Le piste saranno tutte aperte, tutte fruibili, e quindi sto parlando di comprensori come Arabba, sto parlando di Margaciapella, di Marmolada, di Civetta, del Cadore, di Padova nel Comelico e così via. Bel segnale questo del volley femminile, questi 10.000? Bel segnale sì, è un segnale importante, 10.000 euro non sono pochi, 10.000 euro sono anche un grande segnale dal punto di vista culturale, no? L'attenzione del mondo dello sport rispetto a chi oggi è in sofferenza. Pensate quanti praticanti e quanti vivai sportivi in questo momento nella montagna veneta non riescono più a raccogliere i bimbi, i ragazzini per farli giocare, per farli avviare allo sport. La situazione è che abbiamo un centinaio di strade e ponti che non ci sono più. Sto parlando di strade comunali, provinciali, regionali e statali. Dall'altro ci saranno, non ve lo so dire quanti chilometri saranno di strade forestali ormai inesistenti. Abbiamo la necessità di provvedere subito alla messa in sicurezza e alla ricostruzione, ed è esattamente quello che vogliamo fare. Le Olimpiadi sono un'occasione in questo senso per andare in questa direzione, anche ripristinare questo territorio, magari per far cambiare idea al governo che ha detto che non voleva metterci soldi? Assolutamente sì, noi siamo pronti intanto con le infrastrutture per i mondiali di sci. Mondiali di sci vuol dire infrastrutture per le Olimpiadi.
Olimpiadi che noi guardiamo con molta attenzione, non ci distraiamo, abbiamo già incontri con il CIO, dovremmo andare in missione a Milano piuttosto che a Tokyo già nel mese di novembre e ci saremo, visto e considerato che le Olimpiadi 2026 vogliamo che siano tutte venete e lombarde. Ecco, queste le cose importanti raccontateci da Luca Zaia nella manifestazione di presentazione della Supercoppa. Ci sembrava giusto focalizzando l'attenzione che la Lega Pallavolo Femminile ha donato 10.000 euro, una piccola goccia, ha detto Luca Zaia, ma importantissimo e siamo d'accordo. Da domani altri servizi per quanto riguarda proprio l'avvenimento sportivo con le interessate e gli interessati. Parliamo di Benetton Rugby, quindi concludiamo con la Benetton che è andata male al Monigo, perdendo 15-10 contro Ulster, altra formazione irlandese che è passata sul campo trevigiano. Il nostro servizio inizia, i nostri servizi sono 2, ma domani il secondo, con benvenuti per cominciare. Resta un po' l'amaro in bocca questo 15-10, anche perché è un bel primo tempo. Sì, purtroppo proprio il primo tempo che ci ha condizionato il resto della partita. Abbiamo avuto tanto possesso, tante occasioni che non siamo riusciti a concretizzare e forse è proprio lì che avremmo dovuto chiudere la partita e quindi sì, il secondo tempo poi li abbiamo lasciati venire su e poi è stato quello che è stato. In alcuni momenti, soprattutto fasi statiche, Mischia e alcune maul da touche ci hanno un po' dominato, però io direi che il bilancio della partita è a favore nostro, il riscontro fisico, quindi siamo stati un po', diciamo, poco disciplinati noi a non sapere quando respingerli, a non giocare tanto nel nostro campo e concedergli tante occasioni. 15 minuti finali belli tosti, perché avete provato fino all'ultimo. Belli tosti, ma purtroppo non siamo riusciti a andare dentro, ci è mancato un po' di possesso. Abbiamo perso ancora delle occasioni che potevano concretizzarsi in punti e il tempo poi non è stato la nostra. Crowley un po' contrariato, abbiamo visto, cosa aveva detto? Ma tutti un bel po' contrariati, anche perché era, insomma, partita in casa abbordabilissima, anche per come si era messa il primo tempo. C'è molta amarezza, ma testa alta, lavoriamo alle prossime sfide, insomma. Mai sentiamo. Sì, mai mollare, col sorriso andiamo avanti alla prossima. Oltre ai 12 atleti che mancavano alla Benetton, adesso ne mancherà un altro ed è Hayward, che si è fatto male purtroppo. Per lui costola rotta e saltata la convocazione in nazionale contro la Georgia di sabato prossimo a Firenze. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento sportivo del lunedì. Noi ritorniamo domani, ritorniamo sulla web tv www.venetoglobe.com, ma soprattutto da oggi in fascia serale e in fascia notturna poi sul canale 95 per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e poi sugli altri canali per tutto il Veneto di Caffè TV 24. Buona serata!